Tra i relatori del convegno Identitas, Fede e Scienza avrebbe dovuto esserci come relatore il professor Gigli, direttore della clinica neurologica universitaria di Udine. Nella situazione creatasi a seguito del coronavirus, gli poniamo le domande predisposte dal dottor Emanuele Franz. Caro Gianluigi, in merito all'importante convegno Identitas, Fede e Scienza che sto organizzando e di cui la ringrazio di cuore di aver accettato di dare il suo contributo con questo nostro colloquio, le volevo chiedere: oggi ha ancora senso parlare di un dialogo fra fede e scienza in un mondo in cui la scienza e la tecnica hanno preso il sopravvento a svariati livelli della nostra vita? Mi spiego meglio. Molti scienziati che ho interrogato, per fortuna non tutti, mi hanno risposto che la fede del singolo scienziato è un fatto privato, intimo e che tale deve rimanere. Risposte ben distanti da quelle che, per esempio, poteva dare Galileo, quando diceva che dietro la meraviglia della natura sta il creatore. Lei cosa ne pensa al riguardo? Grazie per questa domanda. Io sarò forse antiquato, ma resto convinto che scienza e tecnica non siano sinonimi, così come non sono sinonimi scienza e tecnologia. La scienza, infatti, si colloca necessariamente nella dimensione della conoscenza, mentre la tecnica attiene alla dimensione applicativa. In questo senso è la tecnologia o la tecnoscienza, se preferite, a suscitare gli interrogativi di ordine etico. E di fronte alle applicazioni appunto della tecnologia che dobbiamo chiederci se è giusto o non è giusto il fare o il non fare una certa cosa. La scienza invece, se rimane nella dimensione conoscitiva, non può che essere un avvicinamento, per quanto imperfetto e limitato, alla verità. Sia la verità con la V minuscola, sia anche la verità con la V maiuscola, intesa come rivelazione dell'ordito che sta dietro al razzo, diciamo, al disegno dell'arazzo. In questo io mi sento pienamente galileiano. La scienza come dimensione conoscitiva rischia invece, secondo me, soltanto da un certo punto di vista, corre soltanto un rischio, per così dire. Il rischio, chiamiamolo, del peccato originale, cioè di pretendere, come proponeva il serpente nell'Eden, di lasciare all'uomo la conoscenza del bene e del male, di rendere cioè soggettivo il giudizio etico, sganciandolo appunto da ogni riferimento oggettivo al male. Gli scienziati stessi del resto corrono questo rischio, per esempio ogni volta che decidono di utilizzare, seppur per fini conoscitivi in sé nobili, delle procedure che invece sono intrinsecamente negative, perché dannose per il singolo essere umano o per l'umanità intera. Faccio un solo esempio a partire appunto dalla biologia. Ci sono molti paesi che finanziano ricerche sulle cellule staminali embrionali. Ecco, in queste ricerche ci si serve spesso della vita di esseri umani, seppur allo stato embrionale, per appunto arrivare a delle conoscenze che in sé lecite, ripeto, si servono di un metodo però intrinsecamente negativo e peraltro forse a causa di questo proprio vanno avanti senza grossi successi. È per questi motivi, proprio perché è così implicata poi con le scelte che la società deve fare, che io credo la fede non possa essere ricondotta ad un fatto della sfera privata. Accettare una tale riduzione della fede significherebbe infatti abdicare, per così dire, al nostro dovere di proclamare la verità, contribuendo quindi attraverso la verità a proteggere tutto l'uomo ed ogni uomo.
L'umanità oggi sta vivendo un momento particolarmente drammatico, un periodo di incertezza, di paura. Sono frangenti in cui nella coscienza di ognuno subentrano questioni nelle quali sono in gioco sia temi etici, da sempre inanellati alla sfera religiosa, e scientifici. La scienza però tende a vedere l'uomo come un ammasso di nervi e le questioni sull'anima e il senso della vita a non considerarle. Nella crisi, in un momento drammatico o nella malattia, come possono intrecciarsi la ricerca scientifica e la ricerca spirituale? Ma io credo che le domande esistenziali, le domande fondamentali siano insopprimibili. Il conflitto continuerà a esserci sempre nella storia. Il confronto personale di ognuno di noi con la malattia e con la morte soprattutto è, a mio avviso, insopprimibile. E ritengo che non sia casuale il fatto che per sdoganare nella accettazione collettiva, diciamo, l'eutanasia e il suicidio assistito, si sia dovuto far ricorso alla sedazione terminale, una pratica che certamente in alcuni casi serve a sopprimere il dolore, ma che in molti più casi viene proposta per evitare di dover guardare in faccia la morte. Ecco, basta poi però, diciamo, l'imprevedibile, basta per esempio che irrompa sulla scena un agente microscopico come il coronavirus per riproporre in sé appunto tutte queste domande, domande insopprimibili, attorno alle quali oggi tanta gente si sta interrogando sulla precarietà della nostra esistenza, sulla nostra finitezza, sulla nostra dimensione appunto di esseri umani mortali. Da questo punto di vista io credo che la ricerca scientifica e quella spirituale siano costrette a incontrarsi, possano almeno incontrarsi nella mente, nello spirito del ricercatore, nel suo amore per il vero del creato da un lato, ma anche la verità certamente della sua persona. Non a caso molti ricercatori sono stati in passato credenti, compresi alcuni premi Nobel, e anche in nostri giorni vi sono illustri scienziati che non temono di definirsi credenti. Ne voglio citare qui, anche per la città in cui ci troviamo a operare, uno solo per tutti, il professor Mauro Ferrari, friulano, dall'inizio dell'anno neopresidente del Consiglio europeo delle ricerche, il cosiddetto CER. Per collegarmi alla domanda precedente, uno degli spinosi casi in cui la scienza e l'etica sono così vicine e tanto da toccarsi riguarda l'origine e la fine della vita. Tanto dibattuti sono stati, con acclamazioni dei media e del pubblico, casi sull'aborto e sul fine vita, oggetto di diatribe senza fine. La vita è veramente frutto di una sequenza di tentativi e di fallimenti, come voleva Darwin, e di conseguenza un feto non è una persona e viceversa una persona in stato comatoso non è vita, oppure, come vuole l'uomo di fede, la vita comunque in ogni caso è un miracolo degno di essere vissuto? Vorrei per un momento tenermi fuori, diciamo, dalla riflessione etica e dalla prospettiva teologica. Vorrei rimanere per un attimo soltanto sul piano biologico e dire con molta nettezza, con molta evidenza direi anche, che a nessuno di noi è possibile, se non artificialmente, separare le diverse fasi di sviluppo dell'uomo. Non esiste nessun confine tra l'embrione e il feto, tra il feto e il bambino, tra il bambino e il giovane, tra il giovane e l'uomo adulto, tra l'uomo adulto e il vecchio, tra il vecchio e il morente. La vita umana è un continuum e anche per quanto riguarda l'uomo possiamo ripetere l'antico adagio natura non facit saltus.
Detto ciò, è tuttavia innegabile che all'interno di una visione del mondo di tipo utilitaristico, qual è quella che si è affermata soprattutto diciamo nel corso del secolo XX, vi siano fasi della vita umana apparentemente prive di significato. È anche possibile che per una visione sempre più mercantile della professione medica e per una utenza sempre più alla ricerca di soddisfazione in quella che viene definita la medicina dei desideri, ecco, in questo contesto è possibile purtroppo che anche la professione medica possa adattarsi all'ambiente, per così dire, fino al punto da dimenticare insieme sia i suoi fondamenti ippocratici che la sua natura evangelica. Restano però anche qui insopprimibili, per fortuna, il senso comune e lo stupore. Resta comunque nei più il silenzio rispettoso di fronte al mistero della vita, sia della vita che nasce e anche della vita che si spegne, anche perché in fondo siamo tutti consapevoli che questo rispetto è l'unico che permette alla nostra vita, quindi alla nostra società, di essere veramente umana. Vita umana per livello personale e umanità di rapporti a livello sociale, evitando di ripercorrere, proprio per aver voluto negare questa impossibilità di fare salti della natura umana, evitandoci di ripercorrere gli orrori di alcune fasi particolarmente buie della storia.